Buongiorno a tutti, anche oggi, Domenica delle Palme, siamo qua. Questa è una trasmissione che abbiamo dichiarato più volte, facciamo per far sentire la vicinanza di tutta, insomma, a tutta la città, dell'amministrazione, ma soprattutto per cercare di rincuorare e dar voce alla città che di fatto vive continuamente un incubo. Io partirei comunque con un omaggio, un pensiero ai malati, a quelli che in questo momento stanno affrontando questo calvario, questa malattia, ai, ai parenti di chi abbiamo perso, delle persone che abbiamo perso, e poi agli anziani, a quegli anziani che non riescono a parlare con i loro figli, ci parlano col telefonino, a quegli anziani che avrebbero voglia di avere una carezza, di poter accarezzare il nipotino, di poterli vedere. Lo sappiamo, oggi è una domenica speciale perché è la domenica prima di Pasqua e sono quei momenti in cui ti vengono in mente tante cose. Vediamo se riusciamo insomma un po' a raccontare quello che si fa per distrarvi un pochettino, ecco, l'unica cosa che possiamo fare. Non possiamo negare, io non posso negare che sono molto preoccupato, sono preoccupato per quello che arriverà dopo, perché sarà per certi versi per Venezia anche peggio, perché la filiera turistica soprattutto è pestata adesso e purtroppo continuerà a esserlo anche dopo, perché non saranno presenti ovviamente. Noi abbiamo turisti internazionali, il mondo è fermo e penso anche a tutte le attività dei litorali, da Chioggia, da Sottomarina fino ad arrivare a Lido, a Punta Sabbioni, Jesolo, Caorle, Bibbione, anche Lignano, cioè sono paesi ed economie che sono colpite duramente. Attenzione che non sono solo gli alberghi e i ristoranti, ci sono proprio le filiere intere di persone, dai portabagagli ai facchini, ai tassisti, alle barche che trasportano le persone e le cose, le merci. E poi tutte le persone che tante volte non pensiamo, ma che sono alte professionalità, le guide turistiche, i servizi di sicurezza, pensate soltanto all'aeroporto internazionale, a quanti posti di lavoro genera. Il traffico crocieristico, così discusso in tempi di benessere, e credo che per il momento, per quest'anno, la stagione sia persa. Io con tutta la speranza e la fiducia che ho, veramente penso che una preghiera in più per noi faccia assolutamente piacere e bisogno, insomma, ecco, per cui è una domenica dove devo trovare la forza per alzarmi. Io ho detto ai miei bambini vado a lavorare, nella realtà ho veramente il pianto nel cuore, perché mi immagino, insomma, ecco, io prevedo, e per cui dobbiamo essere forti, lo dico a me stesso, guarda, è come se facessi una confidenza davanti a tutti, lo dico a me stesso, bisogna essere forti perché quando comincia a esserci il crollo dell'economia, poi se non hai i soldi per portare a casa, allora io faccio un appello, l'ho fatto già al governo, continuo a dirlo, mi chiamassero facendo una telefonata, dico, per trovare la cabina di regia, per spiegare l'emergenza fondamentale del settore turistico, che è un'emergenza nell'emergenza. Dobbiamo ripartire rapidamente, ovviamente dopo che le autorità sanitarie diranno che si può fare gradatamente, come volete, ma il turismo non ripartirà subito e tutta sta filiera non dà da mangiare alla gente. Tutti i commercianti che lavorano comunque nell'indotto vedranno crollare i loro incassi, e quando cominciano a mancare il denaro magari devi far fronte a una serie di impegni che avevi preso con la totale tranquillità. Mai ti saresti aspettato un'epidemia mondiale, su una pandemia. Per quello dico, faccio un appello che è sincero ed è semplicemente nell'interesse dei cittadini, solo e lungamente nell'interesse dei cittadini. Sentiamoci adesso, prepariamo, predisponiamo delle azioni che consentano alla città di non morire. E questo vale per i trasporti come per le pulizie, vale per le imprese private, vale per i lavoratori, vale anche per i bilanci dei comuni di questo tipo, perché a noi verranno a mancare gettiti veramente molto importanti, che servono per mandare avanti la città. Faremo tempo a relazionare su tutto, per fortuna avevamo messo da parte un po' di risorse nei bilanci, ma sono assolutamente insufficienti rispetto alla dimensione gigantesca di questo problema. E allora io farei sentire un pezzettino, penso sia la giornata giusta, un pezzettino di quella che è la predica del nostro patriarca Francesco oggi, questa mattina. La vita cristiana per noi inizia a Pasqua, nella risurrezione di Gesù.
nel suo vero corpo, è davvero risorto. Oggi noi entriamo nella settimana più santa dell'anno, i giorni più santi dell'anno, e iniziamo a disporci per celebrare degnamente la Santa Pasqua. Pasqua per il cristiano non è una celebrazione da onorare con qualche rito o devozione fine a se stessi. Non sono sufficienti neppure una veloce confessione e comunione, no. Celebrare la Pasqua è vivere la realtà determinante della nostra fede, è fare nostro l'evento salvifico, fare esodo con Gesù, l'evento salvifico offertoci perché la Pasqua è un dono. Faccio mio l'appello di Papa Francesco quando dice ai giovani, dice: in questi momenti dobbiamo avere la forza di non abbatterci, dobbiamo accettare e affrontare le sfide. Saranno enormi per Venezia, cerchiamo di stare uniti, cerchiamo veramente di remare tutti insieme, cerchiamo di avere pazienza, di tenere duro quando ci saranno momenti difficili in cui la pazienza viene meno. Per quanto mi riguarda io ci sono, ci sarò e spero e voglio ringraziare tutti quanti mi sono a fianco, mi danno coraggio tutti i giorni, ce ne vorrà veramente tanto, bisogna avere proprio la forza della pazienza, la forza del coraggio e penso anche quello della fede. Io adesso passerei, magari cerchiamo di fare anche le cose il più rapide possibile, ma vi do comunque qualche dato, sempre quello che diamo tutti i giorni. Qui ho il bollettino della polizia locale sulle persone controllate ieri. Noi continuiamo a dire sempre restate a casa, siamo allineati, lo ricordo, io non ho fatto nessuna ordinanza, ho ubbidito come un soldato in trincea agli ordini del governo e poi del nostro Presidente della Regione, le autorità sanitarie. Ho cercato di essere in tutti i modi filo governativo, in ogni caso soldato in trincea per spiegare alla gente, per ottemperare a tutto quello che sono state le varie ordinanze. In certi casi voi vi siete accorti, proprio non c'era neanche tempo qualche volta per riuscire a ottemperare a quelle ordinanze. Lo sapete voi cittadini perché seguite da casa tutte queste cose, ci sono discussioni di ogni genere. Io ho cercato e voglio continuare questa linea, non faccio nessuna discussione sulla sanità, non ho nessun tipo di competenza, faccio l'imprenditore, sono un architetto, vedo tante cose, ho le mie idee come abbiamo tutti quanti, però ottempero perché sembra sia giusto ed è giusto fare così. Credo sia giusto remare tutti dalla stessa parte, si sta a casa, questo è l'ordine, questa è le disposizioni delle autorità sanitarie, non ci devono e non ci sono polemiche, la città è schierata con il nostro Presidente della Regione, è schierata con il nostro Presidente del Consiglio, su questo non c'è dubbio. L'altro giorno, solo per chiarire, ci è arrivata un'ordinanza nell'arco di qualche ora, dovevamo decidere se chiudere i mercati all'aperto perché non erano recintati o fare una mossa rapida per consentire alle persone di potersi andare a approvvigionare, soprattutto del pesce, perché diversamente avremmo dovuto chiudere. Probabilmente tanti politici hanno chiuso per una serie di tecnicalità, è più conveniente per il sindaco adempiere all'ordinanza senza farsi troppe domande, però probabilmente avremmo fatto un danno ai cittadini, soprattutto nel centro storico di Venezia, dove a Rialto c'è un mercato che vale molto di più dell'effetto stesso, ma proprio è il simbolo del cuore della città. Per cui abbiamo deciso di, in velocità, trovare una soluzione per recintare il mercato, presidiare quei vigili urbani e cercare in ogni caso di tenere aperto. Ecco, spiego perché questo è il motivo per cui probabilmente poi alcune cose non sono andate bene, nel senso che poi probabilmente il personale non ha fatto passare le persone giuste, si sono accodate troppe persone, adesso cerchiamo di correre ai ripari, cioè di migliorare anche questo. Dico, siccome qualcuno ha avuto qualche atteggiamento di spazientimento, usiamo questo termine, ecco, la primo giorno è comprensibile, non saremo disposti a tollerare altro, perché noi stiamo cercando in tutti i modi di fare l'interesse pubblico, per cui tutti abbiano pazienza, tutti devono rispettare le regole, tutti rispettano la legge, proprio tutti, e chi deve intendere intenda, perché noi di fatto faremo in ogni caso rispettare la legge, perché questo è il motivo del perché siamo qua a difendere le istituzioni. Su Mestre e su Marghera non abbiamo avuto nessuna difficoltà, i cittadini, devo dire tutti, si sono comportati in maniera straordinaria
e poi se c'è qualcuno che sbaglia, ci sono le autorità, appunto come anche le nostre, che in qualche modo devono sanzionare. Ieri abbiamo un bollettino di 224 persone controllate, parlo della polizia locale, siamo arrivati a controllare 2395 persone da quando è cominciata la crisi, ieri abbiamo sanzionato 13 persone perché non avevano i motivi di necessità o i motivi previsti per la legge per muoversi. Siamo arrivati a 113 sanzioni e 60 denunce penali. Ieri abbiamo controllato 37 attività, abbiamo fatto una sanzione e il totale delle attività controllate sono arrivate a essere 550. Devo dire che l'impressione, i numeri dicono, i rapporti dicono che la città sta rispondendo molto bene, complimenti ai cittadini perché secondo me stanno facendo veramente un lavoro di pazienza incredibile. Continuiamo a restare a casa, però io penso che la città sta reagendo con maniera molto dignitosa e molto bene. Ecco, adesso, dopo che abbiamo visto questo, farei andare un video per farvi vedere, perché lo facciamo ogni giorno, cioè noi facciamo ogni giorno, a me arrivano sul telefonino ormai da qualche mese per la verità, perché avevamo cominciato un lavoro di pulizia della città, per fortuna, in altri tempi, ancora a novembre, insomma, sia nel centro storico che nella città, avevamo attrezzato delle squadre, eccetera, avevamo cominciato dei lavaggi che non erano mai stati fatti e si cominciava anche a vedere, perché dopo aver cambiato il sistema di raccolta della spazzatura, per cui tenendo la spazzatura a casa, voi lo sapete tutti, la città era molto più pulita. A quel punto valeva la pena ancora di continuare, abbiamo iniziato una serie di pulizie. È arrivato il coronavirus e appunto per fortuna questa macchina l'avevamo già iniziata, abbiamo cominciato a sanificare, per cui al posto soltanto che di pulire abbiamo sanificato. Questa cosa, lo voglio dire per trasparenza, lo facciamo tutti i giorni, è una macchina incredibilmente anche complicata perché poi gli operatori lavorano e devono lavorare con i dispositivi di sicurezza e con le norme e con tutte le difficoltà che abbiamo. Le immagini che vedete, le vedete vuote, anche perché spesso tante sono girate la mattina presto, anche là per cercare di disturbare il meno possibile e anche per riuscire ad avere la possibilità di manovra più facile. Lo facciamo ovviamente dappertutto, siamo arrivati anche nelle periferie, nei posti più incredibili, le stradine, un domani faremo il resoconto di tutto anche là, però ecco vi faccio vedere questo piccolo video per ricordare soltanto che è tutto sanificato, dai mezzi di trasporto alle strade, ai posti, perfino ai corrimano, insomma voglio ringraziare quegli uomini, quelle donne che lavorano tutti i giorni, anche loro a spezzo del pericolo. Sono personale di Veritas, spesso sono anche personale della CTV, della TVO, sono tutte persone che spesso non ci ricordiamo di ringraziare abbastanza, loro e i loro familiari, perché poi il rischio è che te lo porti anche a casa. Vediamo questo servizio. Monitorare
Presidente e dopo c'è un vicepresidente. Sì, sono in linea, so, ma è la bello della diretta, stiamo organizzando con gli ospiti, perché abbiamo anche 2 ospiti e dobbiamo organizzarci perché abbiamo bisogno di spazio. Allora abbiamo delle domande, abbiamo organizzato delle domande semplici perché tutti quanti possano insomma, trovare un po' di chiarezza. Ecco, se stringi il campo facciamo entrare il Presidente della Croce Verde. Presidente, entra, intanto che io faccio le FAQ, così ti muovi, perché se aspettiamo un altro i tempi televisivi, ahimè, sono quelli così. Allora, le domande, quelle più interessanti che ci hanno proposto tanti cittadini sullo 041, noi diamo delle risposte che abbiamo insomma, controllato con la nostra polizia locale. Allora, la richiesta è: non essendo in possesso della tessera Bancomat, posso andare nella mia banca a ritirare denaro? Risposta è sì, vedete anche qua. Siccome sono domande che ci sono arrivate ce ne sono arrivate più di una di queste, ecco, per cui ci teniamo un po' a darvi una risposta. Poi, anche se la sede di questa banca è fuori comune, cioè se non andate a prendere i soldi per la banca non funziona, sì, anche se è fuori comune. Separati, divorziati legalmente, possono andare a prendere o portare i figli minori presso la residenza dell'ex coniuge, cioè un figlio che di fatto abita su 2 case diverse. La risposta è sì, se è tuo figlio te lo vai a prendere, altro che, cioè si può andare. L'importante è che sia un percorso diretto, da casa tua a casa della tua ex moglie o viceversa, deve essere un percorso diretto. Devo lasciare la casa libera, posso eseguire il trasloco? Sì, lo puoi fare, riducendo al minimo il numero di spostamento e seguendo il percorso più diretto, tra dove ti porti e dove si va. L'ultima domanda, anche questa l'abbiamo già data più volte la risposta, anche perché eravamo proprio noi che abbiamo chiesto questa sollecitazione con la Regione, che ha accolto la chiarezza, insomma. È possibile far fare una passeggiata a un soggetto con disturbo autistico oppure con una grave disabilità intellettive o soggetti a elevata necessità di supporto? Domando, posso portarlo a fare 2 passi? Sì, nelle vicinanze dell'abitazione. Ci vuole un apposito certificato medico che dà il medico che ha in carico dell'ASL la persona, e l'accompagnatore deve essere munito di autocertificazione. Tutto questo per adesso valgono fino al 13 di aprile, poi vediamo il governo cosa deciderà di fare. È evidente che questo è un appello accorato, ce lo dicano prima, qualche giorno prima almeno, non saperlo la vigilia di Pasqua che martedì magari si rientra o si allunga. Si può vedere magari nei prossimi giorni, speriamo di avere un po' di anticipazione per prepararsi solo per questo, per essere pronti e reattivi a fare le cose. Allora io qui adesso ho il Presidente della Croce Verde, Maurizio Ceriello, adesso mi prendo la sedia, se non mi pare di essere un presentatore anche a me. Ecco qua, Presidente, Croce Verde, raccontiamo alle persone, intanto buongiorno, ben arrivato e grazie, sono un amico lui da tanti anni, devo dire. Non faccio pallacanestro, non faccio pallacanestro. Beh, insomma, la Croce Verde intanto ha 5 alleati in questo momento. I cittadini rappresentati dal sindaco, i guanti, gli occhiali, mascherina e il mio collaboratore di Venezia. Siamo riusciti a dividere in maniera chiara terraferma e mare. Al di là di quello che noi facciamo ormai da 40 anni, quindi 2 ambulanze d'urgenza con il personale infermieristico, 2 idroambulanze per emergenza per Venezia, 3 ambulanze per l'ordinario a Mestre e 2 idroambulanze a Venezia, con questa situazione è aumentata notevolmente la disponibilità, perché in qualche modo siamo stati coinvolti, precettati, quindi in questo enorme numero di disponibilità abbiamo aumentato una macchina alla mattina, un'altra macchina al pomeriggio e un'altra alla notte, quindi per poter dare a 360 gradi tutti i servizi che effettuiamo. Teniamo in considerazione che siamo supportati da un sacco di ragazzi, un sacco di persone. Voi dovete pensare che in questo periodo non ho avuto una malattia fra i dipendenti, e quindi abbiamo 35 dipendenti di persone che hanno famiglia e quindi possono sentirsi in difficoltà perché devono tornare a casa. Abbiamo solo una defezione, ma è stata una defezione positiva. Poi sa, prima chi andava in maternità aveva 3 giorni, adesso ne hanno 7, quindi in questi giorni un nostro dipendente ha avuto un bambino, quindi questo giustamente è rimasto a casa. Abbiamo risposto immediatamente alla richiesta del Comune di Venezia attraverso la Protezione Civile con il discorso sia a Mestre che a Venezia per portare la spesa, per portare... E questo
Questo voglio dirlo io, sono proprio delle persone straordinarie, queste persone qui, che adesso lui sta presentando la sua attività, la loro attività, che è veramente pregevole da sempre, noi li conosciamo da sempre, avremo modo, ma insomma tutti li conoscono per la verità. Però in questo caso avete fatto delle cose veramente di cuore, si è visto proprio, e insomma, ho ringraziato l'altro giorno la Croce Rossa e lo faccio anche con voi oggi a nome di tutta la città. Abbiamo visto un impegno incredibile, adesso entriamo anche nei dettagli specifici, ma volevo che voi sentiste l'amicizia e il riconoscimento e il rispetto che avete onorato e avete il diritto di avere, di essere riconosciuto per quello che state facendo in questi giorni. E adesso lei ci racconterà meglio, insomma, le varie cose. Quando noi diamo una risposta all'amministrazione, la diamo alla città, quindi chi meglio dell'amministrazione può conoscere i bisogni, le necessità? Ma avete svolto anche il lavoro col cuore, quello che vi viene riconosciuto, noi lo sentiamo dai cittadini, perché spiego alle persone che ci ascoltano, noi abbiamo questo numero che si chiama 041 041, che è il numero, diciamo, che noi riteniamo delle nostre emergenze cittadine, per i servizi, per avere informazioni, oppure il portale Dime per avere informazioni. Noi poi cosa facciamo? Rigiriamo in base al tipo di richiesta il servizio, in questo caso la Croce Verde, per una serie di azioni specifiche in questo momento che adesso il Presidente ci racconterà. Però dico, poi questi cittadini ci chiamano perché l'idea di questa, qui siamo nella Smart Control Room, che ci siamo immaginati 3-4 anni fa e che adesso avete visto, si stava completando proprio in questi giorni e poi è arrivato il coronavirus, ma avremo modo di inaugurare insieme quando la apriamo fra qualche mese. Però ecco, ci richiamano i cittadini del 041 per dirci, guarda, ho ottenuto quel servizio, nel caso della Croce Verde abbiamo avuto sempre soltanto complimenti e questo vi fa onore, questo voglio dire. Cioè, la qualità del servizio non è solo l'erogazione, è anche il cuore che ci si mette. Caro Sindaco, con una regia fatta in un certo modo le cose funzionano, non si può partire a faccio io, no, ci vuole una regia. La Protezione Civile ha dimostrato una capacità unica, perché la Protezione Civile prende le richieste, le gira alla nostra centrale, che lei sa esattamente chi muovere. Spiego, Presidente, quando parliamo della Protezione Civile ci riferiamo alla Protezione Civile del Comune, esatto, dove è chiaramente supportata da più di 80 volontari e coordinata da 2 dipendenti del Comune, bravissimi tra l'altro, che appunto smistano e poi cercano appunto con la regia ancora una volta prima dell'amministrazione, in maniera tale che smistiamo e soprattutto controlliamo l'efficacia di queste. Per cui è un lavoro ormai tra amici che sta funzionando e voi siete in prima linea. Vede, devo dire una cosa bellissima, il rapporto con i vostri funzionari è speciale. Fra i vari servizi, l'ultimo che abbiamo cominciato l'altro giorno, mi sembra venerdì o sabato, il funzionario mi ha chiesto, sai Maurizio, dovrei chiederti una cosa, ma dimmi pure di no, dimmi pure di no. Avremmo bisogno di portare via le spazzature. E perché? E che problema c'è? Basta organizzarsi, sai, perché solo il sanitario può fare questo tipo, ma ripeto, nessuno può essere medico in prima linea o dottore, noi dobbiamo essere a disposizione della città. Spiego un attimo perché per me è chiaro, ma voglio chiedere ai cittadini, portiamo via le spazzature da quando ci hanno dato l'elenco, la Regione ha accettato, l'ASL ha accettato, noi abbiamo chiesto di avere gli elenchi dei quarantenati, delle persone che, ricordo, non possono assolutamente uscire di casa. È vietato, è un reato penale addirittura, per cui non potete uscire di casa. Chiaramente, se una persona quarantenata, noi non sapevamo chi erano, abbiamo avuto dopo una serie di verifiche giustamente di privacy, eccetera, comunque si è sbloccata sta cosa e ci hanno dato gli elenchi. A quel punto abbiamo contattato queste persone, o ci chiamano loro, sempre 041 per chi fosse indietro, e a quel punto là noi provvediamo, se la persona è in difficoltà, cioè non ha un nucleo familiare, non ha altre persone a cui appoggiarsi, eccetera, è chiaro che oltre che a portargli i pasti o da mangiare, siamo costretti a portar via anche la spazzatura, che va poi, lo ricordo così, anche questa è una norma buona, chi è in quarantena, che è positivo, non deve assolutamente fare la raccolta differenziata, non deve differenziare niente, deve mettere il cartone, la plastica, l'umido e anche l'indifferenziata tutto insieme su un sacchetto, lo chiude, poi lo mette dentro un altro sacchetto, lo chiude 2 volte e nel caso ha familiari o una rete amicale che può farlo, si fa portare questo sacchetto nel contenitore dell'indifferenziata. Nell'altro caso ecco che c'è la Croce Verde, perché un volontario qualsiasi non lo può fare, solo un familiare convivente che non è soggetto al blocco. E loro, eccoli qua, sono quelli che ci stanno in questo momento salvando, perché non ce l'avremmo fatta
perché i sanitari sono in prima linea o nelle case di riposo oppure con la Croce Rossa per altre questioni, allora la Croce Verde è per noi una manna dal cielo. In ogni modo tutti lavoriamo per lo stesso fine. Ma va detto però. In ogni modo abbiamo fatto trasporti farmaci di cittadini che fanno la quarantena in altre parti, ad esempio a Noale, certo, a Padova, quindi siamo chiamati in tutte le zone dove c'è il bisogno di effettuare questo tipo di servizio. Altra cosa importante secondo me... Infatti io, scusa, ho detto anche ai sindaci, parlo di tutti i 44 sindaci della città metropolitana, siccome in qualche caso le liste sono arrivate a tutti, in qualche caso qualche sindaco non sapeva come fare, e io ho detto guardate, eventualmente fate riferimento agli accordi che abbiamo noi o con la Croce Rossa o con la Croce Verde e vediamo se possono in quel posto specifico erogare il servizio, e per cui cerchiamo in qualche caso appunto di fare sponda, poi sarà il sindaco del singolo comune a decidere insomma come fare, perché lui sa le sue energie, però noi ecco, per quello che abbiamo sempre potuto mettiamo in contatto le nostre organizzazioni e questo è funzionato insomma. Beh, in ogni modo, altre cose interessanti che io ritengo sono scattate anche delle sensibilità. Ad esempio in 40 anni non ne abbiamo mai avuto nessuno che faceva offerte o altre cose. Abbiamo avuto liberi cittadini che sono venuti a darci delle offerte. Abbiamo avuto il Soroptimist International di Mestre che ci ha fatto delle offerte. I Vestire gli Ignudi, persone che hanno queste sensibilità che dicono voi avete bisogno, siamo qua. Ad esempio una nostra volontaria che non era in grado di fare il servizio perché sta lavorando, ha costretto la sua ditta, Leroy Merlin, a regalarci degli indumenti, del materiale di uso e di consumo. Queste sono cose bellissime che non erano mai successo. Quindi questa situazione che si sta creando, ad esempio io ho perso il conto ormai di quanta gente sta facendo attività, c'è arrivata una richiesta dalla struttura, dall'ULSS 3 di dire quante persone stanno lavorando perché devono fare i tamponi, siamo in prima linea. Cavolo, io non pensavo, ma a marzo abbiamo impiegato 225 persone e quindi questo elenco forse non l'abbiamo ancora fatto, forse siamo in troppi, ma ci organizzeranno. Non stanno tutti bene, nessuno ha la tosse, nessuno ha la febbre, se no ci fermeremo anche noi. Certo. Presidente, io adesso ho un video, magari mandiamo il video così facciamo qualche domanda anche al vicepresidente, nel frattempo che c'è il video io saluto, prima di mandarlo, saluto il presidente che è qua, dobbiamo fare questo intervallo per un problema di sicurezza. Beh, direi che è stato un onore e un piacere. Un onore mio Presidente, no, veramente di quelle le abbraccerei ma non posso farlo come lei sa. Beh, ci abbracciamo dopo, prossima volta, prossimo scudetto. Ok, grazie intanto Presidente, partiamo col video. Prego, sì. Bene, adesso abbiamo ricevuto la spesa dai volontari della Protezione Civile, Dipartimento di Protezione Civile Comune di Venezia, e andiamo a consegnarla direttamente nelle abitazioni, nei domicili dei pazienti, di quelle persone che sono purtroppo affette e hanno la positività del Covid-19. Ecco che abbiamo caricato nell'auto che abbiamo a disposizione proprio per questo servizio e quindi andremo questa mattina a fare 3 consegne nei 3 domicili di questi pazienti. Sì, abbiamo appena consegnato la prima spesa della giornata a una famiglia che è risultata positiva al coronavirus e niente, adesso continueremo con il nostro servizio. Fa piacere vedere la gratitudine di queste persone che comunque rimangono in casa come va fatto e come dobbiamo fare tutti, tranne noi che comunque siamo in prima linea, dobbiamo comunque svolgere questo tipo di servizi. Mi raccomando, state in casa. Abbiamo, bel servizio, abbiamo qui ospite con noi il vicepresidente Claudio Pugnalin. Buongiorno. Buongiorno Sindaco, buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Niente, se ci vuoi raccontare qualcosa di questi giorni, di queste attività. Allora, insomma. di questi giorni l'attività mi ha preceduto il nostro presidente. Venezia Centro Storico per noi è importantissima perché abbiamo delle dinamiche, come lei ben sa, importanti nel nostro lavoro. Quotidianamente operiamo con 2 mezzi idroambulanze di urgenza dedicate al servizio di urgenza ed emergenza con infermiere
e 2 mezzi idroambulanze che sono dedicate ai trasporti secondari. Faccio un piccolo aneddoto: i trasporti secondari non sono da lasciare perdere, perché come lei ha detto, secondari non sono secondari. Diamo una fruizione alla cittadinanza, e l'abbiamo sempre comunque fatto anche in questo delicato periodo, di poter essere dimessa dall'ospedale, poter effettuare le visite, e poter effettuare comunque tutti quei servizi di trasferimento che l'ULSS ci richiede. Sì, perché solo per chi, insomma, così non avesse ancora focalizzato, cioè a Venezia purtroppo non c'è l'auto e oggi non è neanche permesso utilizzare la propria barca, tra l'altro, oltre a dire che non ci sarebbe neanche il posto dove legare la barca perché è tutto pieno, per cui per forza uno è costretto a usare i mezzi pubblici ed è per quello che io sono convinto, sono molto preoccupato, questa tragedia del turismo diventerà un problema grosso per noi, perché non riusciremo ad aumentare, cioè ci mancheranno le risorse, proprio le risorse, non ho la volontà, le risorse gigantesche del turismo per poter portare i servizi al livello di prima, per cui siamo a un livello ridottissimo e quello resterà, non siamo in condizione, per cui il vostro carico di lavoro in questo momento, ma anche dopo, continuerà a essere strategico, insomma, perché sappiamo noi, no? I parenti, gli amici, le persone... Esattamente, il carico di lavoro è aumentato. Devo fare un plauso al personale, perché se mi permette questo, perché il personale si sta spendendo con turni massacranti, con dinamiche anche a rischio del personale. Esattamente, essendo in prima linea, e quindi un plauso va a tutto il personale. Lavorando, come lei ben sa, in centro storico e anche nelle isole, con situazioni che comunque anche creano delle difficoltà. Devo dire che stiamo rispondendo in maniera, credo importante. Io sento solo complimenti per voi, veramente. Grazie. Ma sinceramente anche prima, devo dire. Grazie. Ecco, però, questo insomma, comunque lo rimando comunque a tutti gli operatori. E devo dire che anche adesso, in collaborazione, come diceva il Presidente prima, con la Protezione Civile, abbiamo organizzato, con la Protezione Civile del Comune di Venezia, abbiamo organizzato delle unità di supporto per la dinamica che lei ben sa. Sì, adesso tra l'altro lo dico ai cittadini, poi vedremo adesso Presidente come ci organizziamo anche con voi. Abbiamo avuto anche la disponibilità di alcuni operatori taxi, noi adesso abbiamo ordinato 600.000 mascherine in Cina, perché lo dico ai cittadini adesso, l'idea nostra è quella di prepararci per quando sarà il momento di rientrare. Allora è inutile adesso, noi abbiamo fatto la consegna, un po' ci siamo aiutati un po' tutti, anche se non altro portare un pacco e dopo st'altro finiva, come abbiamo montato l'ospedale, no? Il padiglione dentro il padiglione. Insomma, ognuno ha fatto un pezzettino, però mi sembra che ci sia una bella sinergia, per cui dico ai cittadini, guardate che abbiamo lavorato sotto traccia, cioè è inutile andare in televisione tutti i giorni, o andare in giro a stringere mani, adesso è il momento di lavorare, e questa è gente, la voglio far vedere perché sono proprio la nostra spina dorsale, che vanno però dentro un meccanismo di coordinazione, perché se non sei coordinato, io vado anche, sono volontario, ma se non mi dici cosa fare, sta funzionando sta cosa per fortuna. Stavo dicendo, no, che adesso abbiamo comprato 600.000 mascherine, abbiamo chiesto ai cinesi, abbiamo già pagate, adesso stanno arrivando, le stanno producendo, io penso che alla volta subito dopo Pasqua dovrebbero arrivare, pronti diciamo per distribuirle, e saranno 125.000 confezioni da 4 mascherine come quella che ha lei, che sono probabilmente le migliori, sono mascherine chirurgiche, e vorremmo distribuirle proprio queste sì casa per casa. 125.000 ce la facciamo, perché il numero è 600.000 mascherine. Con confezioni abbiamo fatte da 4, per cui per nucleo familiare, una per nucleo familiare, poi abbiamo l'occasione di averne ancora per poterle distribuire, questo per la cittadinanza, in maniera tale da poter imporre poi l'uso della mascherina nel caso per la prima fase ovviamente, per entrare nei mezzi pubblici, soprattutto quelli più chiusi, per avere un margine anche di garanzia anche successivamente. È chiaro che voi sarete anche voi chiamati a dare una mano nei trasporti, per cui, ecco, per dire, si fa un po' tutto quello che abbiamo dovuto fare, e questo è grazie a tutte queste persone, volontari, organizzazioni, che bene o male abbiamo anche provato con l'Acqua Granda, perché ci siamo anche
siamo diventati anche amici quasi, si può dire, perché c'è rispetto reciproco al lavoro di tutti. E io volevo insomma che lei avesse la possibilità di raccontare e di ringraziare insieme, grazie a noi, insomma, i cittadini e tutti i suoi collaboratori per l'aiuto che ci danno sempre. Beh, io ringrazio l'amministrazione intanto comunale perché ci permette di comunque dar lustro alla nostra attività. L'amministrazione fa solo il suo dovere, l'importante è che ci sia gente che voglia di fare, qua ce n'è tanta. Ogni tanto una buona pacca sulla spalla. Vabbè, questo sì. Sì, però io ho visto tanta preparazione, ho visto tante persone per bene e l'ho detto, voi lo sapete, noi ci troviamo, abbiamo cercato anche di attrezzare sempre più che si può, non è mai finita. Adesso abbiamo tutta la dinamica noi di tutte le IPAB con tutti i centri anziani, lo dico per chi, ecco, siamo per fortuna per oggi, in questo momento sembra che le cose stiano andando bene, devo dire c'è Luigi Polesel, tutta una squadra interna delle IPAB che hanno lavorato giorno e notte a fianco dell'ASL in questo caso, qui mi permetto di ringraziare pubblicamente il direttore della nostra ASL perché persona straordinaria e tutto un gruppo bellissimo di medici, insomma c'è amicizia ormai, per cui c'è rispetto reciproco, è giusto che anche personale come voi, paramedico, di volontariato specifico, organizzato, sia omaggiato dalla città, quello serve all'amministrazione, per dimostrare che siete voi la città. Grazie, devo dire che questa dinamica che lei ha appena illustrato è una dinamica che comunque noi continueremo a fare, sempre e comunque sempre in prima linea, se mi permette esatto. Siamo ancora in uno status, speriamo che duri, adrenalinico, perché lo so, la stanchezza è tanta, ma comunque l'adrenalina è forte e quindi va a sopperire è che anche adesso questa prossimamente dinamica. ci troveremo, io quello che immagino è che ci troveremo, secondo me, tanta disperazione. Io penso che quando è finito il coronavirus che ci tiene lì, diciamo come si dice, atterriti insomma, evidentemente dalla prima cosa che è la salute, subito dopo verrà il problema economico, sarà gigantesco e penso che vedremo delle situazioni anche in certi casi fuori controllo, perché ci sono persone che rischiano veramente di perdere tutto e io cerco di spiegarle tutte le cose, bisognerà che anche assieme lavoriamo anche per questi casi estremi. Adesso quando abbiamo finito con lei parleremo un attimo, ho chiamato anche l'assessore Venturini di nuovo per spiegare il perché noi questi buoni spesa in sostanza vogliamo tenerli il più a lungo possibile nel momento in cui vogliamo capire bene le nuove povertà, le nuove necessità, persone che oggi non hanno nessun problema e che domani possono trovarsi veramente che i 100 euro li fanno la differenza, per cui dobbiamo stare attenti, non buttarli così come diceva l'assessore dell'elicottero, dobbiamo ragionare bene su questa cosa qua perché abbiamo solo quelli, i soldi pubblici valgono molto più dei soldi privati, bisogna essere oculati e trasparenti e proprio trasversali, stavolta bisogna veramente aiutare tutti, nessuno deve stare indietro. E comunque dobbiamo giocare tutti insieme una partita, ecco questo sì, una partita che, guardi, sono convinto, sarà ancora molto lunga purtroppo per Venezia. Ma diciamo che l'augurio è quello di venirne fuori, di riuscire a venirne fuori a testa alta, come comunque... No, dal coronavirus verremo fuori sicuramente. Ma anche speriamo di... No, ce la facciamo, solo che dobbiamo reggere l'onda d'urto della difficoltà, lo dico ai cittadini, ve lo dico col cuore, cioè dobbiamo riuscire a reggere l'onda d'urto anche emotiva, psicologica, che nessuno pensi a gesti estremi o sciocchezze del genere. Troveremo in qualche modo, adesso faremo di tutto, staremo insieme, a costo quel che costi ci mettiamo insieme, tutti quanti, uno per uno, con le categorie, andiamo a sozionare bene perché poi purtroppo ci sono i gesti, ecco che dopo interviene il malore, il malessere, eccetera, eccetera, non voglio andare avanti perché però voi, sì, però quando io di solito dico le cose, non dico, cioè ho una certa capacità, bisogna rilanciare la città da una parte ovviamente, dobbiamo capire quando chiuderà l'epidemia mondiale, perché quando l'OMS deciderà che è chiusa la mondiale, perché allora ricominceranno gli aerei. Fino a quel momento dobbiamo tirarsi sul bavero e aspettare tanto giasso. Questa è la realtà. Allora, da qua, se noi siamo così pronti, tutti insieme facciamo gli sforzi più generosi, perché teniamo un po' di riserve insomma, in corpo, perché ne abbiamo ancora tanto bisogno. Signor Sindaco, grazie. Grazie a lei, grazie a Claudio. Grazie mille a lei e in bocca al lupo a tutti quanti. Grazie Claudio, veramente di cuore. Grazie. Lanciamo, ecco, abbiamo forse cos'è, un video, abbiamo un video, ok, così lo vediamo e intanto facciamo entrare l'assessore. Buongiorno a tutti, mi chiamo Venturini. Riccardo Tubiana,
Attualmente vivo ormai da 5 anni a Londra, sono stato un volontario per 5 anni nella Croce Verde di Venezia, che tra l'altro saluto e ringrazio tutto quello che hanno fatto e che stanno facendo per la comunità. In particolare grazie a Ceriello e a Pugnalin per tutti gli insegnamenti che mi hanno dato e la pazienza per quando ero volontario lì a Venezia. Come dicevo, io ormai sono 5 anni che sono a Londra, faccio parte della St. John Ambulance sempre come volontario, e anche noi, come i miei colleghi a Venezia, siamo impiegati attualmente in questa lunga battaglia contro il coronavirus. Attualmente siamo dislocati in alcuni ospedali di Londra, aiutando lo staff sanitario nei pronto soccorsi. Abbiamo anche ambulanze direttamente esattamente in aiuto a tutto il sistema sanitario di Londra. Noi ci stiamo preparando chiaramente al brutto tempo, chiamiamolo così. Quello che facciamo qui noi è appunto l'assistenza, la prendersi cura dei pazienti che arrivano. Sarà una lunga battaglia, okay? Ma insieme con lo staff sanitario, noi e anche la comunità, stando a casa e seguendo le indicazioni del governo, sicuramente ce la faremo. Niente, un in bocca al lupo a tutti quanti. Come diciamo qua in Inghilterra, stay safe. Come vedete, l'importanza del volontariato anche qua è forte. Chiaramente io sto portando l'esperienza veneziana e veneta del volontariato, che sappiamo che è molto forte, okay? Anche oltre Manica. Un grosso abbraccio a tutti quanti e in bocca al lupo. Stay safe. Buongiorno a tutti e grazie per l'attenzione, grazie anche a questo bellissimo video, grazie agli amici della Croce Verde con cui stiamo facendo un bellissimo lavoro. Domani è un giorno importante perché alle ore 12 ci sarà la possibilità di fare le domande sul sito internet del Comune di Venezia, domande molto semplici, quindi in forma semplificata per le persone che vorranno richiedere il buono spesa. Però è opportuno fare un passo indietro e tornare a spiegare alcuni concetti molto basilari su questi buoni spesa, perché poi si sono ingenerate anche alcune aspettative da un lato, ma anche alcune false credenze. Questi buoni spesa arrivano con delle risorse governative un mese e mezzo dopo lo scoppio dell'emergenza e sono fondi, nelle loro idee d'origine, destinati a quelle persone che a causa del coronavirus stanno perdendo o perderanno delle fonti importanti di reddito e quindi potrebbero avere problemi immediati di approvvigionamento alimentare. È un piccolissimo passo che il governo ha fatto un mese e mezzo dopo con delle pochissime risorse, quindi non è un intervento che risolve in modo miracoloso i problemi della città, non è un provvedimento che va a sanare tutta quella serie di emergenze sociali, economiche e lavorative che sono già sorte e sorgeranno ancora di più nei prossimi mesi. È bene chiarire che fin dal giorno dopo lo scoppio della prima fase dell'emergenza, del 24 febbraio, il Comune con fondi propri aveva già attivato numerosi dispositivi di sostegno e di paracadute per tutta una serie di persone, in particolare per quelli che già conoscevamo come essere cittadini in difficoltà e quindi già seguite con i servizi del Comune di Venezia anche dal punto di vista economico. Abbiamo via via perfezionato questi interventi di sostegno anche per coprire nuovi bisogni. Penso agli anziani soli con pochi soldi nelle case a cui dovevamo portare la spesa con risorse ovviamente del Comune di Venezia, quindi abbiamo stanziato dei soldi appositi in fondi emergenziali per arrivare nelle case anche dei cittadini. Questi sono soldi che arrivano appunto un mese e mezzo dopo e non sono così tanti, ci consentono però di fare 3 azioni importanti. La prima, fin da subito, rafforzare ancora di più i servizi sociali comunali, che avranno la possibilità di sostenere in modo ancora più rafforzato tutti quei nuclei già in carico nostro, già conosciuti ai nostri servizi, che potrebbero vedersi in qualche modo acuita la situazione di difficoltà a causa del coronavirus. Ci possono essere delle situazioni che noi andremo a intervenire velocemente in via ordinaria, passando dai contatti già attivati perché conosciamo già queste persone. C'è poi un intervento, un secondo pilastro,
in cui andremo a rafforzare quel preziosissimo mondo di volontariato, in particolare cattolico, della nostra città, che offre sostegno attraverso i pacchi spesa, i pranzi a domicilio, le mense, un servizio quindi discreto che tutto l'anno è fatto e in questi giorni però è ancora più intensamente chiamato in causa da parte dei cittadini. Questo risponde a un bisogno ancora più impellente di persone. Ma la parte più importante e anche la più difficile da immaginare è anche quella più delicata perché entra in contatto con delle dinamiche particolari, è l'intervento che partirà da domani con l'iscrizione online per tutta una platea di persone che oggi noi non conosciamo come servizi sociali, perché fino adesso hanno camminato con le loro gambe, non hanno mai avuto bisogno di chiedere al comune un sostegno, men che meno allo Stato, ma che oggi si trovano, per un motivo evidente di difficoltà economica a causa del coronavirus, in estremo bisogno di avere una prima risposta emergenziale. È un piccolo aiuto e va dato in maniera molto chirurgica, molto precisa proprio a quelle persone che noi dobbiamo prima conoscere, comprendere quali sono le loro esigenze, anche per immaginare da qui ai prossimi mesi, perché purtroppo ragazzi la situazione non è che si risolve il 15 aprile una volta che finiamo di distribuire questi buoni spesa, tutt'altro, sarà un problema che perdurerà a lungo nei prossimi mesi. Sì, perché questo va spiegato bene, cioè ogni comune ha le sue specialità, le sue specificità, per cui noi non dobbiamo soltanto ascoltare quello che fanno altri, ci sono stati in altre parti del paese addirittura gli assalti ai supermercati, qui non siamo in questa situazione, siamo in una situazione diversa, dove certe povertà, che tra l'altro sono povertà probabilmente momentanee, cioè dove poi la persona ritroverà, perché noi dobbiamo lavorare perché quella persona non esca dal circuito del lavoro, ma dovrà ritrovare il suo lavoro e la sua dignità, quella che ha avuto fino all'altro giorno. Noi dobbiamo essere capaci, difficilissimo, di andare incontro, essere presenti, come in questo caso parliamo di queste risorse, per quello le definiamo minime, di 100 euro. Io è probabile che se offro oggi 100 euro a qualcuno che gli do oggi, magari mi dice non mi servono perché tanto adesso comincia la stagione turistica e lavoro. Poi se per caso fra un mese quei 100 euro possono magari in maniera silenziosa, dati in maniera anche molto attenta, perché la dignità di queste persone magari non ci vengono neanche a chiedere, per quello vogliamo usare anche la rete delle parrocchie, la rete quando abbiamo fatto una commissione per seguire bene le dinamiche delle persone, perché io mi ricordo nel 2008 quando la gente si suicidava, gli imprenditori che si suicidavano per la vergogna di non aver quasi, ecco lo dico a loro, lo dico alle persone che hanno un negozietto, che non dormono di notte, si svegliano e piangono di notte per il terrore di non trovare, di non capire, la loro vita sta crollando. Ecco, sappiate che ricominceremo, ce la facciamo. Voi sentite tutto sarà diverso, sì, discorsi, certo, siamo tutti migliori, cioè, anche se non arrivava era meglio. Comunque è ovvio che miglioreremo perché la internet, perché le nuove emissioni, perché sì, ci sarà un'ulteriore economia parallela che verrà avanti. Ma è evidente che alle persone che hanno una loro struttura in questo momento economica bisogna che ci sediamo a ragionare in maniera ben più compiuta, non sono certo i 100 euro, ma i 100 euro possono servire in quel momento magari per dare un segnale, per dare una coccola di presenza. Se li sprendiamo tutti quanti adesso, come diceva l'assessore scherzosamente in un'intervista che ho letto, buttandoli dall'elicottero, poi non ce li abbiamo più. E allora invece, certo che è in questo periodo, certo che è un reddito di emergenza da fare adesso, ma per adesso vuol dire anche nel momento in cui noi riapriamo e andiamo a vedere il negozio ha un problema e non c'è più nessuno, non so chi vendere la merce, mi arriva il fornitore, sono redditi di emergenza per fare la spesa alimentare, ma magari io mi compro da mangiare e magari pago una bolletta, è probabile che sia necessario. Stiamo parlando di cose serie, pesanti, gravi, di persone che hanno sempre pagato le tasse, non hanno mai chiesto niente. Noi bisogna pensare anche a questo, perché è questo il dramma, adesso silenzioso, domani sarà urlato, perché io ho già visto degli atteggiamenti, così ho percepito, di nervosismo che è un nervosismo economico ed è un nervosismo pesante, molto molto più impattante rispetto a quello che è il problema in questo momento della salute, che è evidente a tutti, che sia la prima cosa, questo è evidente. È molto meno evidente il tema economico, purtroppo, tranne che i soggetti che sono coinvolti, e in questa città sono tanti. E per fortuna è tanta gente che sa che sto facendo un discorso serio, non è populista, non è strumentale a nulla. E abbiamo chiesto che il governo deve intervenire pesantemente su questa roba qua, non è che con 1 milione. Qua servono miliardi, servono casse integrazioni in deroga per 12 mesi, servono centinaia di milioni di euro. Per cui, benissimo,
Adesso se vogliamo distrarre l'opinione pubblica e parliamo su come sarà disegnato il modulo, il buono, domani faremo vedere com'è disegnato il buono, racconteremo tutta la struttura, come lo facciamo, eccetera. Però non fatevi trasferire, cioè condizionare. Dobbiamo puntare al bersaglio grosso, che è la manovra economica che stanno scrivendo e devono mettere in quella manovra la specialità della filiera turistica, perché di questo stiamo parlando. Dopo parliamo del buono mensa, del buono, cioè certo, ma è cioè una goccia che serve magari perché quello non si spari e dirgli no, guarda, ci siamo, guarda qua, dai, capito? Magari utilizzando tutte le reti di relazione che ci sono, tutte le reti di relazione, ma no gli amici degli amici, no che dai che arriviamo e siamo noi e chiama me che sono sempre disponibili al telefonino, no, c'è un sito Dime, c'è la trasparenza, 041 se uno vuole avere informazioni, tutto sarà tracciato in maniera riservata, non c'è nessun trionfalismo su niente, non c'è niente da fare. Le fotografie intanto che te lo consegno, non c'è da dire grazie di niente, qui siamo in una vera tragedia economica, basta rendersene conto. Ecco, l'assessore insieme a me, insieme a tanti altri dirigenti del comune, ci stiamo mettendo seriamente, vediamo di non strumentalizzare anche sta roba, almeno questo, siamo la Domenica delle Palme, siamo buoni per Pasqua, smetto anche su qua, però ecco, questo è il senso, io appoggio totalmente questa iniziativa, la sento mia, è un modo diverso, siamo a Venezia, non siamo in un'altra città, abbiamo delle necessità e pensiamo che alla fine saranno i fatti e le azioni che parleranno per sé. Ecco, da domani, come diceva il sindaco, fino a martedì 14 alle ore 12 sarà possibile fare domande in modo trasparente, con la privacy garantita, e sarà molto semplice, c'è un modulo sul sito internet. Per fare domande resta aperto una settimana intera. Sì, cioè non c'è il click day, ecco. Non fate la corsa a caricarvi alle 12.01 perché non cambia nulla. Non abbiamo fretta di dimostrare che abbiamo distribuito tutto, quasi che se non distribuiamo soldi, pensa, sono eroi perché sono veloci a distribuire soldi, siamo buoni tutti, butta schiena in giro. Il punto è arrivare agli obiettivi perché sono risorse piccolissime, preziosissime in questo momento evidentemente, perché figurati, mai sottovaluteremo niente, stiamo dicendo che è nulla rispetto alla grande massa di manovra che è necessaria, capite bene quello che sto dicendo, nessuno dice che non li vogliamo, che non sono utili, non abbiamo mai detto questo, abbiamo detto che vogliamo utilizzarli nel modo più trasparente e per come la vediamo noi anche più aperto a tutti, perché parliamo di danni del coronavirus, non di una situazione già acclarata e costante, dobbiamo parlare esattamente di situazioni particolari che potrebbero far esplodere le famiglie, potrebbero far esplodere i rapporti interpersonali, questo è il senso stesso di comunità. Ecco, questa roba va gestita in questo modo e per cui l'appello al governo è sentiamoci, abbiamo bisogno che Venezia sia riconosciuta, la filiera turistica, guardate, si tratta di Venezia e di tutto il litorale. Parliamo di una delle industrie turistiche più forti in Italia, che hanno portato in Italia tanto di quel gettito negli anni passati, tanto gettito è arrivato alla nazione. Allora pensiamo che abbiano questi operatori il diritto di avere questo. Ecco perché siamo così acclarati e vogliamo fare una roba insieme, con la massima trasparenza. Sì, ascoltare il cuore produttivo del Nord Italia, che purtroppo in alcune manovre non è ascoltato. Ecco, la particolarità del Nord Italia è diversa rispetto a altre regioni, ci aspettiamo che il governo non discuta per una settimana intera su 1 milione a comune per i buoni spesa, serve ben altro, serve mettere in sicurezza l'industria, le aziende, il commercio, il turismo, perché altrimenti tra 2 mesi serviranno sì i buoni dall'elicottero, non dobbiamo arrivare a quel livello, non siamo a quel livello, dobbiamo mettere in sicurezza i posti di lavoro. Per quello dobbiamo puntare a nuove misure. Su questa ci stiamo lavorando appunto in maniera seria, non urlata, non propagandistica, arriveremo lì dove c'è bisogno di arrivare, dove c'è un disagio nascosto che non si è mai presentato agli uffici comunali perché è scoppiato in questi giorni. Lì dobbiamo arrivare. Comunque domani ci sarà la conferenza stampa, quando spieghiamo questa cosa poi pubblicamente? La diamo domani, possono cominciare a fare domande? Domani dalle ore 12 domande e online per dubbi 041 sul sito Dime, in Comune di Venezia, per dubbi 041 ma sui social usciranno anche i dubbi, i chiarimenti, le slide di chiarimento. L'importante è, ecco l'appello, ecco, cerchiamo di non fare insomma le corse se non abbiamo diritto, lasciamo questi soldi che sono pochi a chi ha veramente bisogno, a chi ne ha veramente diritto, non cerchiamo di in qualche modo cercare scorciatoie per arrivare, perché noi faremo dei controlli, saranno comunque delle autodichiarazioni controllate e ogni domanda avrà comunque la possibilità di essere richiesto un chiarimento telefonico da parte di un nucleo di persone che verificherà ciò che arriva e cercherà anche di comprendere quali ulteriori strumenti serviranno per queste persone.
Grazie Assessore, Grazie a voi. c'era molto chiaro, grazie mille. Io finirei qui, c'è un appello che ha fatto, aspetta così stiamo insieme, ormai abbiamo finito, mi ha scritto il presidente Antonio De Carlo, il presidente dell'ANCI e l'Associazione dei Comuni Italiani, mi ha scritto una lettera, dice su richiesta del sindaco Biondi, il sindaco dell'Aquila, ti chiedo di partecipare al ricordo e all'omaggio per le 309 vittime del terremoto, l'anniversario del sisma, questa notte. Se volete, chi vuole aderire, io lo farò senz'altro a casa mia, tra domenica 5 e lunedì 6, per cui questa notte, se potete farvi una foto, accendere una luce in sostanza sul balcone di casa o sul vostro terrazzo, magari fate una foto e la mandate, che poi gliela mandiamo insieme. Venezia è con il ricordo delle vittime. Mi sembra anche una bella cosa riuscire ancora a ricordare un momento di gravità totale per tutti, anche situazioni che stanno peggio, città che hanno ancora difficoltà a ripartire. Quindi senz'altro aderiamo a questa iniziativa dell'ANCI e salutiamo il sindaco Biondi dell'Aquila. Venezia è con voi e se possiamo dare un segnale anche in questo senso di solidarietà che può accendere appunto il cuore, accendiamo una luce questa notte, facciamo magari una fotografia, anche col telefonino soltanto, facciamo un bagliore, però fatto dalle vostre case, sommando questi bagliori rinvieremo al sindaco questa nostra solidarietà. Per chiudere così un momento così più sereno di allegria, ringraziamo per il video che ci è arrivato da casa e facciamo vedere, non so se prima del video magari facciamo vedere la slide, è uguale una dell'altra, insomma. Ecco, la slide era per segnare il numero di telefono, il 366 930 95 92, se volete inviarci qualche video che avete fatto a casa, qualcosa di simpatico, per un po' alleggerire questo momento, per raccontarci come vivete, magari per far sorridere qualcuno lontano. Nell'occasione, prima facciamo il video e poi passiamo a usare la sigla. Io volevo salutare il piccolo Marco di Milano, che oggi compie 4 anni. Ecco, qui dietro c'è lo zio Renato, dietro questa telecamera che sto guardando, e che ti saluta. Un bacione, 4 anni, numero fantastico, in tempo di coronavirus, una vita, una leggenda. Per cui adesso io andrei col video e poi passiamo alla sigla. Buona giornata a tutti, facciamo la replica stasera alle 8, sia su Facebook e sempre poi quando volete in replica. Alle 8 su Televenezia, alle 11:30 sempre, alle 23:30 e anche alle 8 di domani mattina. Il canale è il 71 oppure il 191 del digitale terrestre. E a tutti quelli che ci hanno guardato, insomma, spero che ci scusiate, noi stiamo cercando di fare il meglio che possiamo per tenere un'idea di comunità. Scusate anche per tutti gli errori che facciamo, dove sbagliamo correggeremo, però penso che chi non fa sbaglia di più. Buona domenica a tutti. Cacchio! Adesso mi sto preparando per andare a fare un'escursione nella mia palestra di casa. Sto uscendo, adesso mi sto arrampicando, vediamo cosa succede. Aspetta un attimo, ecco un passaggio molto pericoloso. E la mente torna a sognare un'onda, un cielo blu. Aria di casa mia, aria di libertà.
Ogni giorno alle 16 il sindaco di Venezia e area metropolitana Luigi Brugnaro è in diretta su Televenezia, Facebook e sul portale Venezia Radio TV. Gli aggiornamenti, le notizie, le risposte alle domande più frequenti su quanto sta succedendo in tempo di coronavirus. Inviate le vostre domande a andratuttobene@comune.venezia.it. La trasmissione televisiva sarà replicata alle 20, alle 23:30 e alle 8 del mattino su Televenezia.